Oggi ci ha lasciato Franca Rame. Oltre al dolore per la sua scomparsa, abbiamo assistito davvero inorriditi al modo in cui il servizio pubblico di questo Paese ha presentato la notizia al TG2 delle 13 con il servizio di Carola Carulli. Citiamo testualmente: una donna bellissima, amata e odiata. Chi la definiva attrice di talento e chi invece la vedeva come la passionaria rossa che usava la bellezza fisica per imporre attenzione, finché il 9 marzo del 1973 fu sequestrata e stuprata. Rimarchiamo di nuovo che usava la bellezza fisica per imporre attenzione, finché il 9 marzo del 1973 fu sequestrata e stuprata. Questo messaggio lascia quasi intendere che la bellezza fisica abbia potuto in qualche modo giustificare un atto di violenza come lo stupro, senza nemmeno sentirsi in dovere di specificare che in realtà è stato l'atto ignobile di 5 estremisti di destra, 5 fascisti che hanno usato lo stupro come arma politica per punire una donna per il suo attivismo. Ciò accade giusto oggi, quando appena 24 ore fa questo Parlamento ratificava la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, con un grande susseguirsi di interventi, non solo nostri, che denunciavano la responsabilità anche dell'informazione per il degrado dell'immagine femminile e per il poco rispetto della sua dignità. È ingiustificabile cadere in errori tanto grossolani che creano un'informazione completamente distorta. Franca Rame è stata una donna straordinaria, esempio per tante donne e la società tutta, che ha saputo trasformare persino un episodio di violenza così grave in un'occasione di crescita individuale e collettiva sempre. Ha saputo donare parte di sé agli altri nonostante il dolore. A nome di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle e credo di tantissimi cittadini italiani dichiariamo il nostro amore per Franca Rame. La ringrazio.